buonasera anche al nostro onorevole Sergio Ballotto che è qui presente per supportare il nostro candidato Marco Dolfini. È una serata, è il preludio alla votazione e elezioni che ci saranno domenica e lunedì. È un evento molto importante per il comune di Chioggia perché ci potrebbe essere la possibilità che il nostro candidato venga eletto in consiglio regionale. Sarebbe un evento molto importante perché la città di Chioggia si merita avere un proprio rappresentante in seno al consiglio per affrontare i molteplici problemi della città, problemi di carattere turistico, infrastrutturale, portuali e sull'agricoltura. Sono tutti quanti argomenti molto delicati che abbisognano delle risposte ben precise e solamente un rappresentante all'interno del Consiglio regionale può aiutarci a trovare la soluzione. Io vorrei passare velocemente la parola al nostro onorevole Sergio Ballotto, che è stato anche il nostro segretario provinciale per diversi anni, che conosce molto bene la nostra realtà e tra l'altro è anche una persona che ha molta fiducia in Marco Dolfini, che per tre mandati si è presentato, ha fatto da consigliere comunale all'interno del comune. Per cui vi ringrazio tutti e passo la parola a Sergio Ballotto. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto ringrazio per l'invito e quindi presenzio questa sera molto volentieri alla chiusura di questa campagna elettorale. Va bene? Devo mettere, ecco qua, va bene, si sente, a posto, non mi muovo, niente. Allora, io Marco, brava, ci siamo? Oh. Grazie a lei. Però dicevo, mi fa veramente piacere essere qui questa sera a questa chiusura di una campagna elettorale dove a Chioggia vede protagonista Marco Dolfini. Marco Dolfini lo conosco da tanti anni, abbiamo vissuto assieme tante esperienze politiche, abbiamo vissuto tante battaglie assieme. Ha fatto 3 mandati in consiglio comunale a Chioggia, allora io credo che sia l'uomo giusto per Chioggia, per rappresentarla degnamente con capacità ed esperienza in consiglio regionale. Chioggia non può perdere questa occasione, non è un'occasione che si ripete. Chioggia è la periferia della provincia di Venezia e se non riesce ad avere un proprio rappresentante in seno al consiglio regionale, io credo che sia scollata, che non abbia quel rapporto diretto che può avere avendo un suo consigliere regionale. Avete l'occasione di farlo, avete ancora un paio di giorni, no, la chiusura è questa sera, ma l'ultimo voto si prende fino all'ultimo secondo, quindi io credo che non possiate perdere questa opportunità di puntare in maniera decisa su un candidato che può dare risposte dirette e portare le esigenze di Chioggia a Venezia. Quindi io dico, Marco, ti stai assumendo una grande responsabilità perché questo territorio ti guarderà, ti seguirà, io sono sicuro che ce la farai con l'aiuto di tutti, ma dovrai essere come sei, un uomo di parola e rispondere e mantenere gli impegni, lavorare per Chioggia e per questo territorio, che non è solo Chioggia, è Chioggia, Tona e Cavargere. E non dimentichiamoci, l'anno prossimo c'è la tornata legislative, dovremo andare a eleggere il sindaco di Chioggia e allora lì ci saremo ancora, andremo a vincere anche Chioggia in modo che avremo il sindaco, il consigliere regionale e avere un collegamento diretto fino a Roma. Allora in bocca al lupo Marco, un grande applauso, sicuramente